politica, l'amministrazione devono trovare prima di tutto una cosa molto semplice, il buon senso, il senso del bene comune. Significa cioè occuparsi delle cose dell'amministrazione della città con la stessa dedizione che tutti noi dedichiamo per occuparci ai nostri conti di casa, al nostro bilancio familiare. E sapete qual è la differenza? È che noi ci occupiamo giorno per giorno del benessere dei nostri cari quando pensiamo e operiamo con amore per i nostri familiari e non guardiamo soltanto all'oggi. Guardiamo e ci occupiamo e operiamo per il futuro, al nostro futuro, a quando saremo anziani, avremo bisogno di cure e di serenità, al futuro dei nostri figli. Li facciamo crescere, studiare, pensiamo come dare loro le migliori opportunità e per quando affronteranno una vita da adulti. Ecco, io penso che così debba fare anche il buon amministratore. Governare anche una città non è soltanto gestire l'esistente, è occuparsi di dare un futuro e il benessere ai propri cittadini. È per questa ragione che io sono qui per dire innanzitutto grazie a tutti voi, a ciascuno di voi, e per ringraziare anche il Partito Democratico. Come voi sapete io non sono iscritto, ma il PD ha saputo e sa oggi occupare questo, lo devo riconoscere con grande sincerità ed entusiasmo, ha saputo occupare un ruolo fondamentale nel panorama politico italiano e che è un ruolo che a me sta particolarmente a cuore, è quello di garante delle regole, di quelle regole che oggi non sono di quelle regole che oggi sono calpestate, che non sono seguite, che qualcuno interpreta come qualcosa di imbarazzante, che qualcuno che interpreta la propria posizione in uno Stato come se fossimo ritornati allo Stato assoluto, non ad uno Stato di diritto qual è il nostro. Il PD sa oggi essere il vero soggetto, promotore di un'autentica, sana, civile democrazia delle regole, l'unica che permette ai cittadini di essere davvero liberi, di sentirsi parte di una comunità accogliente e coesa in cui ciascuno abbia le stesse opportunità degli altri concittadini. Ecco, è questo che io voglio fare per Venezia. Voglio essere con voi garante di una vita democratica che porti benessere alla città. Venezia, che come dice anche il nostro patriarca, è una città piena di futuro. Venezia si merita impegno e dedizione quotidiana da parte di chi la governa, non un impegno soltanto a giorni alterni o peggio ancora alla fine della settimana. Come ha detto una grande poetessa polacca, premio Nobel, preferisco me stesso che vuole bene agli altri a me stesso che ama l'umanità in senso astratto. Metterò sempre la persona al centro della nostra azione di governo. Prima di tutto deve venire il lavoro. La politica deve avere come primo obiettivo garantire la massima dignità e libertà delle persone. E dignità e libertà si realizzano in primo luogo attraverso il lavoro sicuro e stabile, come dice la nostra Costituzione. La mia amministrazione opererà ogni giorno per raggiungere questo risultato. La politica quindi deve essere al servizio del cittadino e non la cinghia di trasmissione degli interessi di lobbies, poteri forti e non trasparenti. In questa campagna elettorale ho cercato e cercherò ancora, per quello che rimane, di incontrarvi il più possibile. Ho cercato di farmi conoscere perché voi possiate scegliere a chi affidare la guida della città nel modo migliore e modo
che si fa appunto innanzitutto potendo conoscere direttamente le persone. Negli incontri che abbiamo avuto vi ho raccontato le mie idee, ma ho anche ascoltato molto. È stata una grande occasione per conoscere questa mia città, questa nostra città, per conoscere tutti voi molto meglio. È stata per me una grande conferma. La conferma di avere dei concittadini straordinari, come straordinaria è la nostra città e che vorremmo fare sempre più straordinaria. Sarebbe stato un peccato perdere questa occasione coprendo la vostra voce e le vostre speranze. Governare, come mi piace ricordare, non è mettere in luce se stessi come forse vuol fare qualcun altro, è mettere in luce le soluzioni concrete per i cittadini. Siamo tutti un popolo di grandi lavoratori, un popolo di grande creatività, un popolo che dell'apertura e dell'accoglienza ha fatto la ragione della sua grande storia e dei suoi successi. I veneziani sono un popolo pieno di futuro perché hanno saputo e sapranno essere un popolo unito. Nella politica italiana si sono però affacciate forze che dividono, ci sono forze politiche che vivono della divisione dei cittadini come lo leggiamo nella politica nazionale di tutti i giorni. Ma provate a pensare come ci sentiamo davanti alle divisioni, ai conflitti della nostra vita personale. Come ci sentiamo davanti a una lite, davanti a delle parole gridate. Ci sentiamo non solo a disagio, ma più deboli, incapaci di concentrarci nelle soluzioni, distratti e prigionieri dei problemi. Ecco, questo è un altro passaggio importante. Saper dialogare, trovare l'unità di intenti con gli altri. Questo ci fa sentire in grado di affrontare le difficoltà con forza e capacità di vedere e trovare le soluzioni. La buona politica, la buona amministrazione non si fanno con il rancore, con le paure e con le minacce. La buona politica è solo quella che sa dare delle risposte concrete ai cittadini. Mi piace un autore che ho sempre amato, è Italo Calvino. Italo Calvino dice che di una città non godi le 7 o le 77 meraviglie, ma la risposta che dà ad una tua domanda. La mia scelta di scendere in campo, di mettermi a disposizione della mia città, è quella di voler unire la mia città, unire le forze migliori e le energie operose della città. Per questa ragione il mio impegno sarà portare persone giovani e competenti nella mia squadra di governo della città. Non sarò un uomo solo al comando, ma voglio essere un leader e, consentitemi, un regista al centro di una squadra. 3. I primi 3 provvedimenti che potrò prendere una volta eletto sindaco. Io voglio presentare una nuova legge speciale per Venezia. La presenterò da sindaco al Consiglio Comunale affinché tutte le forze politiche, i parlamentari della nostra città, quelli più sensibili, la facciano propria. Venezia deve ritornare al centro dell'interesse nazionale. Vanno dati a Venezia strumenti e risorse speciali. Voglio fare in modo che vi sia una mobilità veloce ed integrata. È un'esigenza di tutti noi. Se ne parla troppo e si fa ancora poco. Penso che si dovrà dare subito corso ad uno studio di fattibilità della mobilità ed in particolare per la sublagunare. Ne verificheremo la sostenibilità ambientale e socio-economica e poi democraticamente si deciderà. La macchina comunale, infine, è una delle mie preoccupazioni. La macchina comunale deve essere al servizio dei cittadini, efficace ed efficiente. Il comune deve essere un amico dei cittadini. Presenterò un piano di trasparenza e di riforma che venga incontro alle esigenze dei cittadini.
Il compito di un sindaco non è quello di far sognare, creando illusioni come dice qualcuno. Il mio impegno da sindaco sarà battermi per le vostre aspirazioni, per vedere anche realizzati i vostri sogni ad ogni ora. Venezia, questo è il nostro momento. Grazie.